prova, prova. Oh, eccoci qua. Ciao a tutti, bentornati sul canale Virus 101 in diretta su un nuovo episodio, il 41esimo per la precisione, dedicato ad Elite Dangerous Horizon, ora diventato Beyond, come diciamo sempre, di nuovo all'interno della beta. Allora, mi scuso un attimo perché il microfono si era un po' impallato e... E niente, praticamente non sentivate niente prima e adesso invece l'ho sistemato e quindi eccomi qui di nuovo, pronto all'azione. Allora, cosa andiamo a vedere stasera all'interno della beta di Elite? Allora, questa è la quarta settimana della release del quarto capitolo di Elite Dangerous Horizon Beyond, bla bla bla, e quindi ultima settimana di beta. Poi sembrerà che i server della beta verranno tirati giù e quindi non ci sarà più possibile vedere i contenuti di questa nuova espansione che uscirà più avanti. E questa sera volevo dedicarmi un attimo a che cosa? Fondamentalmente a una parte che avevo un po' tralasciato, che era appunto la gestione degli squadron. Poi una volta che avremo finito di vedere la gestione un attimo così degli squadrons, niente, passeremo a dare un voto alla nostra esperienza della beta. Allora, il voto comunque vi dirò sarà una scheda mia personale di valutazioni mie fatte in questi giorni di beta, e molte valutazioni le avevamo già viste un po' più ampiamente nei vari capitoli dedicati alla beta e quindi niente, diciamo che siamo così, ne saremo su questo argomento nella seconda parte del video. Prima parte del video andremo a fare un attimo un piccolo riepilogo, un piccolo recap di tutto quello che è successo. Prima cosa però che voglio fare è liberarmi di questa orribile nave, ossia del Krait Phantom, una nave assolutamente inutile e oscena, un sacco di tempo buttato via di sviluppo per sta cippa del nulla, quindi niente, così lo sapete e niente, adesso è così. Quindi andiamo velocemente allo shipyard, andiamo a riprendere una delle storage ship che abbiamo qui, un altro che è il Kryten Mark II, un altro che è l'Asp Explorer, e il Mamba non so che fine ha fatto, sinceramente. Avevamo anche un Mamba l'altra volta, ma non lo so, o l'abbiamo lasciato da qualche altra parte. Ah sì, è vero, siamo al Jameson Memorial, quindi niente, l'abbiamo lasciato su un altro starport, quindi niente. Così, andiamo a riprendere una delle navi mitiche di questo gioco, sia l'Asp Explorer, una nave che nonostante tutti gli update che ha subito questo gioco risulta ancora tuttora, secondo me, una nave assolutamente indispensabile per il jump range che ha e per tutte le belle proprietà di questa nave, a parte il combattimento. La Space Explorer, sappiamo, non è così pro in combattimento, ci sono altre navi decisamente migliori, ok? Come per esempio il Fer de Lance, il Mamba no, abbiamo già detto anche perché nella puntata precedente, quindi niente, praticamente è così. Noto con mio sommo disappunto che anche le cuffie questa sera hanno deciso di deconfigurarsi, quindi datemi un mezzo secondo che vado a reimpostare l'audio delle cuffie, perché in questo momento non state sentendo nulla dei sound effect di gioco, quindi eccolo qua. Ok, dovremmo aver sistemato la cosa e adesso dovrei rivedere anche l'audio di gioco. Vediamo un attimo se si decide a ripartire. No, assolutamente, che cavolo sta succedendo? Allora, ah sì, molto probabilmente Switch. Prova, eccoci qui. Ah, hai capito che storie.
Quindi niente, praticamente ho l'audio del gioco, anche del mio PC, che è letteralmente impazzito questa sera. Infatti sto sentendo l'audio di gioco non dalle casse, dalle cuffie dell'headset, ma bensì dalle casse del mio PC, quindi potrebbe esserci che ci sia anche un piccolo problema di riverbero. E guardate, facciamo anche un'altra cosa, e a questo punto esco un attimino. Scusate, purtroppo qualche problemino di troppo questa sera sta rompendo un po' i maroni alla beta, quindi niente. Vediamo di far ripartire un attimo audio e video di gioco. Sto rilanciando il gioco in questo momento, sperando che l'audio riesca a essere incanalato correttamente sulle cuffie, invece che praticamente sull'audio delle casse del mio PC, che non è cosa buona e giusta. Purtroppo qualche problemino, dannazione, non si sa mai, e quando si configurano le cose si spera e dovrebbe essere tutto funzionante, e invece no. Ok, niente da fare, le casse sono assolutamente impazzite. Torno un attimo sull'interfaccia di gioco, intanto vado ad avviare un attimo la partitella. Mentre avvio di là vado praticamente a scambiare, diciamo, le impostazioni. Quindi adesso sto mettendo l'output sulle casse del PC, quindi almeno voi potrete sentire qualcosa. Ok, eccoci qua, perfetto. Allora, ho più o meno risistemato, almeno per la diretta, i volumi di gioco. Dovrò ascoltarmi l'audio dalle casse del PC invece che dalle cuffie, ma la prossima volta vedremo di sistemare un po' meglio queste cose. Ciao Nick, benvenuto, grazie di essere passato, grazie del saluto. Sì, dai, domani sarà disponibile il video in canale come al solito, quindi potrai guardare un attimo tutto quello che discuteremo stasera. Ora che più o meno ci siamo, andiamo a vedere invece cosa dovevamo trattare. Fondamentalmente volevo trattare gli squadroni, gli squadrons, queste praticamente fazioni che Elite Frontier ha deciso di creare all'interno del gioco. Allora, perché chiamarli Squadron? Sinceramente non l'ho capito, perché è un nome che non contestualizza assolutamente cosa sono questi Squadrons. Allora, più che altro sono delle fazioni, delle corporazioni, delle gilde, che non degli squadroni. Per uno squadrone è una serie di navi che, come erano in Wing, si mettevano d'accordo e praticamente andavano a giocare assieme. Invece gli squadroni fondamentalmente sono proprio queste gilde all'interno del gioco. Noi possiamo crearne una, possiamo anche mettere dei tag, delle description tag, adesso tra un po' lo vedremo, andremo a crearne uno. E invece, se non abbiamo voglia di crearne uno, anche perché ci costa una milionata di cucuzze, ok, possiamo andare invece a fare un browse e vedere cosa ci offrono gli altri giocatori. Quindi magari vogliamo andare su uno squadron di un nostro amico, abbiamo la possibilità di unirci a loro nel Join a Squadron. Nick, mi dispiace, capisco, purtroppo devo capire, purtroppo capisco perché molti giocatori stanno quittando questo gioco. Ne stavamo appunto parlando l'altra volta e riaffronteremo il discorso magari un po' in questa sessione e anche nelle prossime. Ok, ciao Mental, ciao Nick, grazie di nuovo di essere passato. Dai, ci vediamo presto, e grazie per seguirci in canale, così almeno ci aggiorniamo un po' tra di noi sullo status di questo gioco. Ok, tornando a noi, come dicevo, potete scegliere qui i vari squadron. Sono divisi tra i nuovi, tag selected perché non si sa, tag selected perché non si sa. Quindi sono delle autoselezioni che fa il gioco, ma noi possiamo inserire i nostri tag e andare a selezionare, per esempio, il tag ITA. Ok, filtriamo la ricerca. Ok, ecco qua, filtriamo la ricerca e da qui cosa vediamo? Vediamo praticamente che possiamo aggiungere tutta una serie di filtri in base
dove sono per esempio affiliati i vari squadron, che tipo di gioco fanno, che tipo di lingue vanno a trattare. Come vedete, inglese, portoghese, italiano, spanish, russian, e gli italiani non ci sono. Allora, questa cosa, scusatemi, ma è patetica. Frontier è un'altra bacchettonatissima sui denti, e questa volta non più sulle mani, perché non esistono solo queste lingue. Io capisco che il gioco supporta queste lingue, ma gli squadron giocano da tutto il mondo, sappiatelo. Ci sono anche gli italiani, ok? Ci sono anche altre lingue oltre l'italiano, e io non posso fare una ricerca sulle lingue, ok? A meno che non ci siano dei tag particolari o cose del genere, quindi dobbiamo fare affidamento sempre ai siti online. Poi, eccolo qua, activities, anti-xenon, altre cose, un sacco di cose, vabbè. E qui ve le vedete voi. Comunque sulla lingua assolutamente no. Come vedete qui bug a non finire. Io cerco di scrivere, ma se non cancello tutto non posso scrivere, ok? A meno che non premo la freccina a fianco e non ci vado. Quindi gestione dell'input da tastiera è assolutamente sbagliato. Facciamo una ricerca per italiano, no, non c'è niente. Come vedete, per ricerca per Italy non c'è niente. Non credo che non esista almeno un giocatore in tutto il nostro paese che abbia fatto la beta, provato a fare uno squadron e mettere la lingua o i tag italiano, Italia e cose del genere. Quindi anche qui sinceramente non ci siamo. Allora andiamo a vedere per esempio questo Blue Brothers bla bla bla. Come vedete noi facciamo qua tags relaxed bla bla bla, e qui inviamo un'applicazione, quindi send application, inviamo una bella app, no, richiediamo la application. Cosa vuol dire? Noi mandiamo il nostro curriculum, per esempio con la current ship, ne ho altre 700.000, non vedo perché debba mandargli questa. Posso selezionarne un'altra, e ne vedo perché devo cominciare a mandare ranking e altre cose, e un po' di curriculum, però vabbè, può anche starci. Possiamo aggiungere un messaggio per richiedere di essere accettati all'interno del gruppo, e qui poi insomma vediamo un attimo tutti i vari tag, 8 in totale, che sono stati inseriti all'interno dei Blues Brothers, questo squadron che abbiamo selezionato così per provare. Anche qui vedete le affiliazioni, Impero, Alliance o quello che sia. Comunque, quello che noi adesso andremo a fare sarà creare uno squadron, tanto la beta verrà distrutta tra poco, a noi non ci interessa assolutamente star qui a cincischiare, quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare lo squadron virus 101 Squadron ID, o intanto il tab ve lo dico, lo vedete qui, lo sto premendo, non funziona. Squadron ID V101, tab non funziona. Superpower, ok, Independent, cosa ci frega? Cioè, cosa ci frega? Cosa ci cambia sta roba, ragazzi? Io ho una mia fazione, ok, e me la gestisco per i fatti miei, ok? Perché devo diventare scemo sui superpower? Sui power, perché? Perché? Nessuno. Perché devo precludermi strade o altre cose? Ok. Pick description tags. Ah, eccoli qua dove rientrano i vari filtri. Geniacci della Frontier per ridurre il peso, il carico sul server relativo alla gestione dei tag. Ecco qui che vediamo che non possiamo mettere Italian o quello che sia. Ok? Quindi andiamo a selezionare un po' quello che ci possa essere utile. Noi siamo tra UTC-1 e UTC+2, quindi ricordatevi di settare questa cosa che è lo Universal Time, Unix Time, qualcosa, cose del genere, che comunque ne siamo tra -1 e +2, mi pare, se non mi ricordo male. Questa Attitude Relaxed Family Devoted, cioè che cacchio è sta roba? Cosa serve? Frontier, cosa serve sta roba? Ok, aggiungete delle lingue in più piuttosto, ok, datemi la possibilità di mettermi dei custom tag, magari dei tag al massimo di 15-20 parole, ok, un bel varchar sul database, non è che diventa quello che sia. Invece le activities sì, questi molto utile, perché se noi siamo degli anti-xeno, se siamo dei bounty hunter, se siamo dei pirati o quello che sia, ok, o se siamo dei mentoring, quindi se siamo dei mentori e cose del genere, quindi se vi diamo una mano a giocare. Allora andiamo a selezionare qualcosa.
Ok, traders and miners. Perché? Fai un trader, fai un miners. Perché sono uniti? Fate un tag in più. Cioè trading e mining sono due cose ben distinte, ben separate. Quindi anche in questo caso è un no. Assolutamente no. Altre bacchettate sui denti. Quindi per i tag lasciamo perdere, perché mettiamoci un relaxed, perché siamo proprio in relax. Come dissero in Zoolander numero 1, ok? Bene, language, non selezioniamo niente perché tanto al massimo potremmo selezionare English, ma non siamo English, quindi va bene così. Ok, back, quindi abbiamo messo i nostri tag 7 selezionati, create squadron, spendiamoci 1 milione di cucuzze e andiamo a vedere cosa succede. Allora, squadron name, squadron ID, siamo independent, non ci frega avere relazioni con questo, quello, quell'altro, magari poi si potranno cambiare, ci daranno dei vantaggi, non lo so, quindi anche qui il gioco non ci dice assolutamente niente del perché io dovrei per esempio settare un power o cose del genere, ok? If you have set a power or a faction, the superpower, eccolo qua, cannot be changed once your squadron has been created. Quindi se il mio squadron vuole passare dall'impero alla federazione, non è che gli basta fare una missione, una quest o qualcosa, no, è settato lì. Se voglio passare devo creare un nuovo squadron, quindi già qui vediamo le cose non ci piacciono, come anche i power, ok? Le faction, ok, e le faction possiamo farlo dopo nel squadron management, quindi grazie a sta chip, cioè io creo una cosa che dopo rimane così, vabbè, trova il tempo che trova, c'è chi piace, chi non piace, a me sinceramente non piace. Ricordatevi che dopo dovrò dare un voto per gli squadrons e per il momento non è buono, anche perché la sola fase di creazione, cose del genere, non mi dice quello che voglio sapere, cioè perché io dovrei affiliarmi a una superpotenza o una potenza all'interno del mio squadron, che vantaggi / svantaggi ne ho. Allo status attuale non lo so, quindi andiamo oltre, create e squadron. Eccolo qua, submission successful, virus 101, abbiamo creato il nostro squadron. Post your first public statement in squadron's feed to show the galaxy, go to squadron hub. Vabbè, andiamo all'hub degli squadron, questo è quello che abbiamo creato noi, ok, non siamo allineati con nessuno e non so neanche se potremo fare qualcosa. Leaderboard, season winners announced in, vabbè, browse squadrons, torniamo indietro, quindi qui ci cambia la gestione degli squadron all'interno della cosa, squadron allegiance, ah, ok, si è svegliato finalmente. Ok, possiamo invitare, chiccare. E qui diamo anche un po' di ranking ai nostri là. Per esempio, privilege, kick, quello che sia, lasciamo tutto preconfigurato. Quindi qui si tratta di dare un po' di settaggi, quindi l'admission policy, come vedete il leader chat e tutta la fase di comunicazione e di gestione interna agli squadron. Ciao Marco, benvenuto, scusa, vedo ora che ti sei collegato, grazie del commento, siamo qui su Elite a vedere gli squadrons e come funzionano. Eccoli qua, sono contento che ti piacciono le mie live, procederemo sempre su questa strada, sappiatelo. E dopo ovviamente se avete commenti, critiche o quello che sia, liberissimi di notificarmelo in chat o nei commenti sotto il video che poi ne deriverà. Ok, adesso torniamo a noi, vediamo i members del nostro squadron. Ci sono esclusivamente io qui nel mio piccolo squadron da solo soletto, ok, e lo squadron è stato localizzato a Sinatra Destra Jameson Memorial, quindi penso che quando create lo squadron dobbiate farlo su uno starport di vostra preferenza, quindi scegliete bene lo starport da cui fate questo squadron. Manage ranks, eravamo qui prima, quindi qui tutti la gestione dei ranking dei nostri affiliati del nostro squadrone. Settings, ed eccolo qua, new application, accepting members, non accepting members, quindi decidiamo se accettare o non accettare le cose. Disband squadron, chiudiamo lo squadron, ognuno viene mandato per i fattacci suoi, noi perdiamo il milioncino che avevamo guadagnato e lì finisce praticamente tutto.
Quindi questo è quanto per la gestione degli squadron. Poi ci saranno magari delle missioni e delle cose da gestire, come vedete qua, number of titles, quindi ci sarà tutta una serie legata alla gestione poi dello squadron. Quindi i giocatori che giocano nello squadron possono fare diventare lo squadron più figo, facendogli prendere punti per missioni, distruzione di questo, distruzione di quell'altro, conquista o quello che sia. Quindi penso almeno che funzionerà così, non avendo nessuno con cui provare. Adesso stiamo solo vedendo un attimo. Ok, nel frattempo vediamo la chat, qui ci dice che cosa? Boh, system qua, can we are, vabbè, messaggi X. E a questo punto cosa succede? Succede che noi siamo sullo squadron V101 e mi cambia qualcosa effettivamente in termini di gioco, e fondamentalmente farò delle cose in più con il mio squadron. Quindi come vedete qui non mi cambia nulla nei contacts. Andiamo a vedere nel mission board se invece spawnano qualche missione dedicata agli squadron. Magari non sono nello starport giusto, però qui finora non vedo nulla, quindi anche qui il gioco non mi aiuta assolutamente a capire in game, mentre gioco, mentre faccio le cose, non mi aiuta a capire cosa posso fare io a questo punto. Bene, ho fatto lo squadrone, cosa posso fare? Allora andiamo a vedere nel codex, cose che hanno fatto cose nuove. Questo è il nostro Commander Virus 101, salutiamo, Knowledge Base, Discoveries e boh, da dove partiamo? Partiamo dal Commander, vediamo qui Session Log, Stats, ok, balance, crime e quello che sia, quindi un po' della nostra scheda. Intanto guardiamo il nostro personaggino, assolutamente sproporzionatissimo, sinceramente proporzioni non esistono. La dimensione del busto con la dimensione delle anche, delle gambe minuscole, microscopiche e delle braccine, non ci siamo, no. Quindi su me stesso non c'è niente. Andiamo a vedere su Discoveries, andiamo a vedere sugli Stellar Bodies, vediamo cosa c'è qui. No, informazioni fondamentalmente, quante type star 0 abbiamo scoperto. Quindi fondamentalmente a questo punto Glass Planet, Glass Giant, Terrestrial Planet, sinceramente ho scoperto molto di più nella mia storia, ma ho già venduto i dati stellari e quindi me li sono praticamente presi nel di dietro. Allora, Xenological, qui qualcosa dovremmo avere, perché di Guardian abbiamo fatto qualcosina, tipo i Guardian Pylon, Guardian Velis, Guardian Relics, come quello qua, Guardian Pylon 1, Guardian Data Terminal 1, e via discorrendo. Targoid Object, come vedete ce ne abbiamo anche qui, ma non vedo ancora nulla in relazione a quello che magari posso fare in più. Allora andiamo a vedere, no, Colonia Raxxar non mi interessa. Dark Wheel, che cos'è? Clandestine Organization, che bello. Ok, c'è questa Dark Wheel, sentiamo cosa hanno da dire. The Dark Wheel. Oh, they're out there, all right. Ah, ok, I've never met quindi them, praticamente but I know adesso they're questi out iniziano a parlare Think about how... a manella. The Dark Wheel. Magari mettere un tasto stop, no, Oh, gli they're out faceva there, all schifo. right. E praticamente I've c'è never una met voce che them, è but un I know tipo they're out audiolibro che mi Think legge about questa how cosa, well quindi known the anche qui stories are. interessantissimo. Now A questo think about punto, how easy it sinceramente, would be io for some dove posso andare a two-bit stoppare band sta of cosa? Andiamo hucksters qui a to pass- stopparla, Basta, ok, ha già rotto i maroni. A questo punto io dico, bene, ho visto gli squadron, ne ho creato uno, posso aggiungere gente, bene, e mo dovrò andare a vedere online per cercare di capire cosa sta effettivamente succedendo, cosa posso fare con questi benedetti squadrons in gioco. Cosa posso fare? Non lo so, non lo saprò mai il gioco non me lo dice, io non lo so, e cosa vado a fare? Non lo so, me ne ritorno al sistema di Anum a prendermi il Mamba? Che dite? Vabbè, e allora? E faccio sempre le solite cose? Faccio sempre le solite missioni? Faccio sempre i soliti giri? Domandonissima. Quindi, anche questi squadron, ok, tanta interazione, ma io posso commerciare con gli altri giocatori, intendo? No. Posso passargli trade data? No. Scusate, posso passargli i dati? Quindi dal mio inventario posso mandargli su eccolo qua, dei materiali? No. Dei dati? No.
della sintesi lasciamo perdere. Ok, quindi qui non ho niente di nuovo. Ok, che era quello che ci aspettavamo di avere. Sull'altra parte non ho nulla di nuovo e quindi cosa facciamo? Niente, a questo punto lanciamo la nave, andiamo a tornare nel sistema di Anum, perché è un sistema meraviglioso che ho trovato un po' così per caso nelle puntate precedenti e niente, torniamo lì, andiamo a recuperare un attimo il Mamba e nel viaggio di ritorno andiamo a fare qualche considerazione. Perché? Adesso abbiamo solo 4 jump da fare, non abbiamo tantissimo da viaggiare con il sistema di Anum. Ho sverniciato gli scudi, ma non importa, siamo usciti senza alzare contro nessuno, cosa buona e giusta comunque. E impressioni finali sulla beta. Allora, tra un po' le vedremo, adesso mi mancano 4 jump per arrivare a darvi la mia scheda finale, dovrete scusarmi mezzo secondo perché dovrò dare un voto agli squadron tra poco e non sarà cosa facile perché devo fare alcune valutazioni basate su esperienza precedente, su esperienza attuale, su quello che abbiamo visto sulle squadron, quindi non lo so, sto sinceramente pensando che voto dargli. Non sarà un voto alto, lo dico già perché sappiatelo, non sarà un voto alto. Abbiamo già visto in precedenza alcune cose e quindi insomma non sto qui a ripetermi più di tanto. Ecco qua, vedete, già non posso. Eccolo qua, già devo ritrovare il tasto per l'analysis mode, lanciare il D-scanner, fare il coso planetario, ok. E dopo lasciar perdere perché tanto alla fine col nuovo sistema mi troverò sempre a dover lanciare sto coso qua dove cavolo ho messo il non me lo ricordo neanche più dove cavolo ho messo il tasto per l'FSS, ma forse sono troppo veloce e cos'altro dire? Questo è l'ultimo episodio dedicato alla beta, non ne farò altri, anche perché sinceramente non ho voglia di arrabbiarmi ulteriormente con la beta, anche perché tabellando un po' i forum di Elite scopro alcune cose. Allora, scopro che è stata rilasciata appunto l'ultima fase della beta, fase per cui non abbiamo ricevuto alcuna email, quindi hanno fatto tantissima pubblicità inizialmente per la fase 1, per la fase 2, per la fase 3 con tanto di live e cose del genere. Per la 4, ultima settimana, che secondo me a livello, io vi parlo da sviluppatore, è la più importante, perché si dice ragazzi abbiamo preso i vostri commenti, abbiamo sistemato di qua, abbiamo sistemato di là, provate di qua, mi raccomando ci serve il vostro aiuto. No, non hanno detto niente a nessuno, non sono arrivate email, non sono arrivate newsletter, hanno solo pubblicato un micro post nelle patch note del forum di Frontier, cosa che se non mi prendo la briga di andare a vedere non ne so assolutamente nulla. Quindi è vero che ci sono tanti giocatori che controllano costantemente il forum, io non sono tra quelli, ho una vita, cioè ho moltissime altre cose da fare, non posso stare costantemente collegato sul forum di Frontier, purtroppo non ne ho il tempo, mi piacerebbe poterci dedicare un po' di più tempo, certo, assolutamente, ma sinceramente scusatemi, non ho tutto questo tempo. E anche perché un conto fossi giocante, fossi in gioco su uno shard privato di Neverwinter Night 2, 1, quello che sia, allora sì che controllo il forum, perché siamo in 5, 10, 15 giocatori, siamo un po', scambiamo quelle 4 informazioni e via, il forum è molto utile. E in Elite mi aspetto di trovarmi delle informazioni in game, mi aspetto di andare qui e trovare info sul Galnet o da qualche parte, quindi quello che magari è un newsletter che arriva mi aspetto anche di ritrovarmela magari in game, ragazzi, technical, quello che sia, why not, perché no? Ok, dateci una mano, dateci delle informazioni in game, non potete pretendere che alt tabbiamo costantemente per andare online a cercare cose o via discorrendo. Queste erano le cose che dovevate sistemare, cari cicciopanzi di Frontier. Adesso, così, no, niente per dire, Cos'è quella roba? È un sistema lì vicino, ma io devo andare a Dubiago Port e andiamo a Dubiago Port. Premiamo il tasto magico per evitare il loop of shame e andiamo a terminare questo mini viaggio verso Dubiago Port nel sistema di Anum. Ok,
E quindi niente, dicevo, le informazioni in gioco sono ancora poche, scarse, non esaustive e richiedono comunque tanta pazienza da parte dei giocatori per recuperare le info online. È vero che qualsiasi MMO, gioco di ruolo online, gioco cooperativo, richiede un po' di documentazione a parte se volete partire bene, partire preparati o quello che sia. D'altro canto Frontier pecca assolutamente di mancare completamente il punto quando si tratta di spiegare ai giocatori nuovi cosa devono fare. I giocatori nuovi si trovano persi, i giocatori nuovi fanno un sacco di fatica a capire cosa devono fare, cosa sono i modi, come va gestita la cosa, e questa cosa anche nella beta 3.3, quindi nel chapter 4 dell'espansione Beyond, non è cambiata assolutamente, quindi anche qui un'altra cosa che ci si aspettava non è stata fatta, e che sinceramente era molto più utile che inserire un Krayt Phantom o tutti quegli audiolog come abbiamo sentito prima. Sinceramente è così. Piuttosto avrei preferito, ecco qua, stavo dimenticando di fare una cosa più importante, avrei preferito magari vedere un lettore MP3 o qualcosa del genere. A questo punto, visto che ci siamo, mi posso ascoltare un po' di magari anche radio online o quello che sia, o la radio effettiva di Frontier o quello che fosse, cioè e nulla di ciò è stato fatto, e nulla di ciò c'è. Una delle mancanze secondo me più gravi e assolutamente oserei dire, uso un termine forte, criminali da parte di Frontier è l'assoluta mancanza dal punto di vista dell'interazione tra i giocatori. Manca un auction, manca la possibilità di fare delle cose con altri giocatori, tipo tu vai a recuperare questi materiali, io vado a recuperare quegli altri, e poi ci ritroviamo e andiamo a fare gli upgrade che dobbiamo fare per le nostre ingegnerizzazioni e le varie cose. Modalità di gioco che esistono da sempre, dai tempi di Ultima Online e Dark Age of Camelot, parliamo degli anni 90, ok? Esistono da sempre all'interno dei giochi online e multiplayer dentro Elite. Dopo tutti questi anni spesi a chiacchierare, ancora non si vede del tutto. Ciao Marco, grazie, scusa, assolutamente sì, grazie del feedback. Abbasso un po' l'audio di gioco, scusa, è perché ho impostato un'altra configurazione. Ecco qui, ecco fatto. Perfetto, grazie mille del feedback, perché dopo io ovviamente non me ne rendo conto da qui. Tornando a noi, come dicevo, è dagli anni 90 che esistono queste meccaniche in Elite Dangerous Horizon Beyond, ok? 4 anni di sviluppo, circa, se non mi ricordo male, 2 anni e mezzo, 3, quanti cavolo sono come anni di sviluppo? Non abbiamo ancora nulla di ciò. Non posso prestare crediti a un altro giocatore, non posso dargli materiali, non posso dargli data. L'unica cosa che posso fare è sputare nello spazio vuoto, ok, delle commodities, e lui può recuperarle, ok? Non ho uno storage per le commodities, quindi se mi compro una roba e voglio lasciarla lì, tipo magari dei rare artifact, dei rare delle rare commodities per esempio, eccetera eccetera, perché magari vado lì, mi preparo per le prossime missioni, non ho nessun posto dove lasciarli. L'unica cosa che posso fare è metterli in una nave. Ma attenzione, non è che lascio lì la nave e rimane la nave col suo carico ferma dentro lì. No, quando cambio nave mi viene spostato anche tutto il carico. Quindi se non ho una nave con altrettanto carico, ritorno al problema di prima. Mi devo trascinare dietro ste commodities praticamente per mezzo universo. L'anno è il 3000 e quello che sia, la data stellare non me la ricordo, ma è oltre il 3300 e sti cazzi, e non posso avere un mio garage dove stipare dei materiali. Non posso vendere dei dati ad un altro giocatore, non posso fare il trade di micromateriali con un altro giocatore. Non esiste una auction, non c'è nulla di tutto ciò. Oltre quello abbiamo visto delle espansioni dove hanno investito maree di ore di tempo per fare i nuovi Discovery Scanner, i nuove navi assolutamente inutili che non c'era il bisogno, che non servono a niente e a nessuno, e nessuno le aveva mai chieste, ok? E invece di trovare delle fazioni, invece di avere
per esempio il trading tra i giocatori, quindi dare un senso al mining, dare un senso al fatto di giocare con più giocatori, quindi il fatto di poter ingegnerizzare più velocemente i moduli. Io vado a cercare l'arsenico, tu vai a cercarti i wake exception, quell'altro va a cercarsi i refined focus crystal, l'altro va a cercare i pezzi dai guardian. In 5-6 giocatori, ognuno ha la sua mini missione, ci si dà un tempo, poi ci si ritrova, si vede cosa si è fatto, ci sono dei limiti, cioè anche questo è il gioco online e dentro Elite non c'è, tuttora non esiste. Scusatemi, si è anche suicidata la penna. Ok, quindi questo contestualizza, anche il karma contestualizza le mie parole in questo momento. Quindi tanti update assolutamente inutili, assolutamente dispendiosi in termini di tempi di sviluppo, che non aggiungono assolutamente nulla al gioco, per andare a terminare con i Squadrons, come abbiamo appena visto in questo momento. Ok, allora, e magari più avanti andremo a capire cosa sono queste leaderboards, ok, con i season winners announced in, perché non c'è ancora nulla di attivo in questa sezione, e quindi lo scopriremo forse magari più avanti, quando la beta diventerà final e verrà rilasciata entro fine anno. Spero che aggiustino un po' di cose, ma il problema è che non aggiusteranno tutte le cose utili e necessarie. Allora, a questo punto faccio una piccola cosa, perché quello che dovevo dire l'ho detto e gli squadron li abbiamo visti. Adesso andiamo a dare un voto generale a questa beta, a quello che sta succedendo ad Elite e a quello che sono stati un po' i miei sentimenti altamente contrastanti e overall negativi all'interno del gioco di Elite. Allora, andiamo a nascondere la UI. Piano piano pianino, ok? Ok, allora andiamo a impostare la telecamera con il movimento più basso possibile. Piano. Vado a piazzarla qua dietro i motori, così almeno ci gustiamo un po' lo starport dalla nave. Ok, ecco qui. Benissimo, perché sto facendo questa cosa? Allora, questa cosa la sto facendo perché riusciamo a lasciare la telecamera ferma un attimino? Ok, questa cosa la sto facendo perché io in questo momento devo fare un conteggio. Il conteggio che devo fare è per dare un voto, come dicevo prima, agli Squadrons. Quindi gli Squadrons a questo punto, da quello che ho visto, da quello che mi sento di dire in relazione a quello che sono, a cosa servono, a quello che ho visto in relazione ai filtri e tutto il resto, gli sto dando il voto in questo momento. Ok, perfetto, il voto è stato assegnato. Adesso vado a completare, voi non lo vedete ma io lo sto facendo, vado a completare la scheda dedicata alle votazioni del gioco. E cosa succede? Adesso vado a fare un po' i miei conticini. Ok, quindi abbiamo detto che questo è votato così, 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 questo è votato così. Ok, diviso così. Ok, perfetto. Ho completato i voti. Vediamo, sì, ho completato i voti e sto generando la scheda finale del voto della beta di Elite Dangerous Horizon Beyond 3.3, con tutto quello che abbiamo visto e viste tutte le considerazioni fatte praticamente finora. A questo punto non ci resta che andare a vedere questa nuova scheda di valutazione. Allora, piccolo countdown, ok. No. Allora, prima della scheda di valutazione, scusate, mi stavo dimenticando assolutamente di vedere con voi un'altra cosa di questo gioco. Ok, e adesso passo sull'interfaccia del mio fido browser. Allora, quello che state vedendo in questo preciso momento e istante è il forum di Beyond capitolo 4 3.3 Beta Bugs Report. Ok, ci sono
30 thread di 2216 report di bug, ok? Con discussioni che arrivano anche oltre la quinta pagina, su 74 pagine di forum, ok? È tanta roba, è tanta davvero, ok? È tanta davvero. Problemi col Mamba, new materials in hotspot don't appear at all, neutron white dwarf star keep glitching and changing position, system function state, errori, control freeze after scanning something and changing instances, winning a war between two with system only outpost, cioè è un'ecatombe. Ci sono bug ovunque. Allora, capisco che forse anche un 30-40% di bug sono cose un po' più veniali, cose minori e non così problematiche come possono sembrare, ma ci sono, ok, ben 2200, 18 sono anche aumentati nel frattempo, pagine, scusate, thread relativi agli errori. Quindi capite anche voi che razza di mole di lavoro hanno dentro Frontier per sistemare tutto. Ok, ovviamente non è detto che ognuna di queste segnalazioni corrisponda a un bug effettivo, magari sono anche sviste dei giocatori, delle piccole riconfigurazioni da fare, ok, però sono tante davvero. Quindi Frontier, perché continua ad inserire milioni di cose senza sistemare le vecchie? Sistema le vecchie, falle funzionare, semplifica, riduci la meccanicità di tutto, ok? E dopo passa a fare le cose nuove, metti le cose che servono effettivamente, evita di inserire, di perderti nell'inutilità. Licenziate l'ufficio complicazioni e affari semplici che avete installato nelle vostre sedi. Questo è un mio consiglio personale. Tanto so che non lo ascolteranno mai, quindi non cambierà mai nulla. Tornando invece a Nobis in gioco, eccoci qua, tornando a Nobis in gioco, lasciando un po' perdere quello che è il browser, appunto questa piccola cosa che volevo farvi vedere, ci sono delle cose che non ho trattato nella beta, perché erano davvero tanti gli update, come per esempio le nuove conflict zone, con chi vince e chi perde, quindi una bella modifica, quella almeno su carta mi è piaciuta, però non è sufficiente ad innalzare la votazione che io ho personalmente dato alla beta. Quindi eccoci qua, adesso effettivamente andiamo al countdown, quindi 5, 4, 3, 2, 1, 0 ed eccola qua, la scheda del virus voto finale alla beta di Elite Dangerous Horizon Beyond 3.3 Chapter 4, ok? Un bel 5. Ok, alla fine è venuto in media 5. Si è salvato solo per il codex, perché i nuovi scanner hanno un voto 6, perché? Perché possono essere interessanti e utili in alcuni contesti, anche se in molti altri, secondo me, è un aggiornamento peggiorativo, però ci sono dei contesti dove possono essere utili. In alcuni casi sono anche un po' carini, però secondo me dopo il quinto, sesto sistema che andate a scansionare ne avrete due, passatemi il termine, ne avrete due maroni grandi come una casa di questo New Discovery Scanner che hanno fatto. Quindi voto basso, si poteva fare molto meglio. Nuove navi. New Ships.2 5, perché? Perché il Mamba tutto sommato è carino e ha salvato un po' la situazione. Il Crate Phantom, se fosse stato solo per lui, il voto sarebbe stato 2, perché è una nave assolutamente inutile, assolutamente non serviva, non ce n'era assolutamente bisogno, nessuno ha chiesto quella cosa, quella nave, quindi lascia un po' il tempo che trova. Anzi, la gente aveva chiesto di poter avere le mega navi all'interno degli squadron / fazioni, quello che siano, e questa cosa non è stata fatta. Quindi capite che investire del tempo per inserire delle navi inutili e lasciare e non ascoltare i giocatori che richiedono delle navi utili non va bene, anche perché il Mamba ha un grossissimo problema, ok, ed è solo per questo che prende 5, perché sennò prendeva un voto decisamente superiore. Però il grossissimo problema del Mamba è che quei due slot small delle armi non si possono vedere su una nave da 50 e passa milioni, e non si possono vedere neanche sulle navi large gli slot small per le armi, quindi io li odio profondamente, e quindi questo ha configurato il voto a 5. New mining, quindi nuovo sistema di mining 4, e sono stato anche buono,
Perché? Perché un sacco di tempo speso, una valanga di ore di codice, di effetti grafici e cose del genere per una cosa assolutamente inutile. Vi conviene fare mining alla vecchia maniera, prendete il mining laser e andate. Tutto il resto è noia. Ok, come dissero gli antichi saggi. Non mi è piaciuto, sì è vero sono un po' più preciso nell'identificare i materiali che sto cercando, ma tanto chi se ne frega, ora che li estraggo faccio prima estrarre tutti i limpet. Il nuovo sistema di mining può diventare utile qualora rimuovono tutte quelle inutili armi che hanno messo, ci danno un mining laser magari riconfigurabile per trivellazione, per questo, per quello, per quell'altro. Ok, e quindi rimuovono le cariche, i missili, l'abrasion blaster, e i chunk quando vengono estratti dall'asteroide non possono darmi solo neanche un 20% di materiale, a differenza degli altri, dei limpet che raccolgo così, che ne hanno un 12, 5, 6, 7, ma ne raccolgo a vagoni. Quindi alla fine mi conviene il vecchio sistema di mining. Quindi il nuovo sistema di mining totalmente bocciato, si prende un 4 solo perché è un po' più carino di prima. Il codex, devo essere sincero, mi è piaciuto. Ci sono un sacco di cose belline e interessanti nel codex, finalmente abbiamo un po' di informazioni aggiuntive. Non prende un voto più alto di 7 perché tutte quelle robe parlate e cose del genere secondo me potevano evitarsele. Tempo perso per sviluppare cose molto più importanti. Ultimo voto dato agli Squadrons, 4. Ok, non ci sono informazioni, non si capisce niente, si mettono cose a caso, non ci sono tag per le lingue, per tutte le lingue, non ci sono tag personalizzati, non si capisce cosa effettivamente serva a affiliarsi a un superpotere o a una superfazione, non si capisce cosa siano tutte le varie cose che hanno detto in generale e quindi si becca un 4, quindi eccolo là. Poi ovviamente se non siete d'accordo liberissimi di dissentire e criticare, purché sia costruttivo nei commenti del video. Ok, se a voi è piaciuto, io vi ripeto, questo è il virus voto, è il voto secondo la mia personale opinione. E importante voto virus, ok, ultima voce dei 6 punti che utilizzerò anche in futuro per i voti ai giochi, e il mio voto generale di tutta questa nuova espansione è 4, quindi abbastanza bocciata direi. Sinceramente se non la facevano risparmiavano un sacco di soldi nello sviluppo e a noi giocatori cambiava ben poco, quindi le uniche due cose che dovevano essere le cose che dovevano essere interessanti inserite nuove non lo sono. Sempre più tempo, sempre più grinding, sempre più macchinosità, sempre più complessità all'interno di questo gioco e purtroppo io, anche qui opinione personale, temo che questa espansione potrà essere l'ennesimo chiodo sulla bara di Elite, passatemi il termine, perché Elite è un gioco che si sta lentamente suicidando e i dati dei giocatori della player base da Steam Chart testimoniano questa cosa qui. È vero che sono solo giocatori PC e giocatori PC barra Steam, quindi ci sono molti altri giocatori, però la tendenza è al ribasso, è al molto ribasso. La player base non sta aumentando dopo le espansioni, sta scendendo e questa cosa dovrebbe far scattare qualche campanello d'allarme alla Frontier. Forse chi prende le decisioni lì dentro non ha tutte queste ragioni, visto che espansione dopo espansione, anno dopo anno, hanno solo peggiorato le cose, secondo me. Delle cose nuove, belle, interessanti sono state aggiunte, sì, per carità, ma mancano, secondo me, le cose core, quindi le cose veramente importanti, tipo il trading tra giocatori, la gestione di uno storage mio personale e privato, l'ottimizzazione dei tempi morti in gioco e tante altre cose di cui abbiamo parlato in precedenza. E bene ragazzi, altro da dire non ne ho, io in questo momento vado a chiudere questa diretta, perché? Perché sinceramente non ho altro da farvi vedere. Potremmo andare magari a vedere una piccola conflict zone o altre cose, ma non so, le ho guardate, le ho viste, sono sempre la solita menata, solo che adesso semplicemente uno vince e l'altro perde. Questa cosa darà una modifica al background simulation, alla gestione di tutto il lore del gioco, perché il BGS è che regola tutto, è vero, il background simulation regola tutte le interazioni all'interno di questo gioco, ma è uno grandissimo parolone, ok, per identificare semplicemente delle procedure che fanno dei conteggi.
sono delle procedure che conteggiano magari quanti giocatori hanno giocato in quella sezione, lanciano dei dadi a random per vedere se uno va in guerra con quell'altro, guardano chi sta commerciando con chi lì all'intorno, quindi ci sono degli algoritmi comunque che lavorano, devono lavorare su grafi, quindi non è così banale la cosa a livello di implementazione, quindi tutto sommato devo dire che ho visto cose decisamente peggiori, ma sinceramente alla fine a noi giocatori interessa divertirci, a noi giocatori interessa che se investo 1 ora, 2 ore di tempo in gioco, non sto lì a fare jump, scoop, come la solita trafila, no? Jump, fuel, scoop, eventualmente scansione del sistema, jump, fuel, scoop per mezz'ora, 40 minuti, 1 ora, una settimana per arrivare a Colonia. Cioè, queste sono le cose che vanno sistemate. Dateci delle navi large con un FSD che jumpa 200-300 light years. Cioè mi pare che quando uno va a comprare una nave che costa 200-300 milioni all'interno di questo gioco stia pagando e abbia giocato parecchio per poterci arrivare. Questa ovviamente è una mia personale opinione, però no, non c'è questa cosa. Io mi trovo delle navi large tuttora che nonostante gli FSD boost non jumpano più di una nave medium e addirittura a volte jumpano anche meno di una nave small. Prendiamo il DBX, il Diamondback Explorer, e quindi chi me lo fa fare? Ok? Chi me lo fa fare investire 500, 600, 700 milioni, ok? Unitamente a 50, 100 ore di gioco solo per costruire una nave anti-Targoid, andare a cacciare i Targoid per la fama, perché la ricompensa non vale la candela. Io quando faccio una nave da 500 milioni devo fare missioni che mi consentono di recuperare i 500 milioni in breve tempo. È come un autista che parte con il furgoncino e trasporta arance, trasporta 10 casse di arance fino a che non ha i soldi per comprare un furgone più grande. Trasportando 50 casse d'arance col furgone più grande, si ripaga il furgone più grande in un mese e potrà comprarsi un camion dopo per trasportare ancora più arance. Quindi guadagnare più soldi, utilizzare un mezzo più grande o più capiente o più adatto alle sue necessità di trasporto e di guadagno. Ok? Quindi se un autista si compra un camion, non è che si ripaga il camion in 300 anni. Il camion se lo deve ripagare in 5-10 anni. E come lo fa? Trasportando più merce. E come lo può fare? Usando il camion che ha comprato. Quindi io mi compro un'Anaconda e non so più come ripagarmela. Ok? Devo fare missioni con le navi più piccole per pagarmi la nave più grande. Perché la nave più grande non si ripaga da sola. Cioè è follia, è follia, è follia, follia ragazzi. Scusatemi un attimo questa mia dissertazione sull'economia all'interno di Elite, però cioè, non ci siamo. Io vedo tutte queste problematiche e non vedo una soluzione. Vedo che stanno aggiungendo centinaia, decine di cose nuove senza sistemare le basi, la logica di base di funzionamento di un gioco. E questa è la mia personale opinione. Poi ovviamente ci sarà a chi piace e a chi non piace. Ci saranno giocatori a cui è piaciuto quello che hanno visto, quello che hanno fatto, che si divertono. E questo è l'importante. Alla fine ragazzi è una cosa che su cui non mi troverete mai in disaccordo. Ognuno di noi si diverte a modo suo e sinceramente Elite ultimamente non mi sta dando divertimento. E questo è un problema. E come sta succedendo a me, sta succedendo a tanti altri giocatori. Chi invece continua a divertirsi, ben venga ragazzi, giocateci, divertitevi. E io sinceramente no, sto provando le missioni di Ramtha e non sto trovando divertimento neanche lì. E quindi ci sarà una decisione importante da prendere tra un po'. E su queste note, su questi voti, su questo tutto, ragazzi, è ora di terminare, anche perché state guardando la scheda, il voto finale del gioco, eccetera, eccetera, e è ora che vado anche a concludere questo stream. Grazie per avermi seguito e come dico sempre, se avete delle critiche lasciatele nei commenti sotto, a patto che siano costruttive, ragazzi, sapete che a me i commenti denigratori o quelle cose lì non piacciono. Se non vi piace quello che ho detto e volete mettere un pollice giù come è successo in precedenza, vi prego, vi chiedo almeno di giustificare questa cosa, almeno so perché avete messo il pollice giù.
dai, il canale non è così grande, quindi almeno datemi un feedback. Non siete d'accordo con me, non trovate che quella mia analisi sia corretta, beh, ben venga, ognuno ha il suo modo di vedere le cose. Quindi, detto questo, vado a chiudere e un saluto anche a chi appunto mi ha seguito, un salutone a Marco Chisari, grazie per avermi seguito durante questa ennesima live. Le prossime saranno di nuovo nel gioco normale, orientate a vedere scusate, altre cose. Quindi, piccolo annuncio, andiamo a vedere un po' velocemente Ramtha e la sua relativa missione nelle prossime live. E bene, con i voti e le considerazioni finali fatte sulla beta, a questo punto vi lascio, vi saluto. Ragazzi, grazie a tutti, Virus101, Transmission out.